È stato un problema tecnico, ma siamo ritornati in diretta. Parte Jantus, il pallone dentro, Pennisi prova a girarla, il pallone sul fondo, opportunità per la super giovane Castelbuono. Stato un problema tecnico, ma non è accaduto nulla di rilevante in questi minuti. Andrà a rilancio adesso Di Paola. Tutto nella norma. Il problema tecnico che ci ha interessati qualche minuto fa. Arenoso, Garofalo. È stato tanto un tiro da parte di Ba verso lo specchio della porta, con una grande parata da parte di Fagone, che ha controllato senza problemi. Intanto Franchelli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, lascia giocare Orbaia, e poi il pallone in profondità di Tarantino verso Ba, che però non può arrivare. Buona la copertura anche qui di Garofalo. Pedisi cerca di ritornare, Pennisi viene adesso smistato sulla fascia per Garofalo. Adesso prova ad andare dentro, cercare Torres, il pallone che viene recuperato. C'è un fallo, calcio di punizione. Tanto continuano ad arrivare i tifosi al Santissima Trinità di Gera Cisiculo. Si sperava oggi potesse essere la prima gara del suo giovane Castelbuono nel nuovo impianto del Luigi Failla. Ancora non è arrivato l'ok da parte della questura, quindi con ogni probabilità arriverà in settimana. Si spera che contro il Mazara i ragazzi di Mister Bognanni possano finalmente disputare la sfida al comunale di Castelbuono. Garofalo, Jantus, Grandis, Arenoso, Grandis, soffilare Grandis, rimessa laterale per la tua giovane. Andrà a battere adesso Arenoso. Colpo di testa da parte di Messina. E adesso il Castellammare prova a giocarla con Caronia. Palla indietro, cercare il portiere Di Paola. Garofalo, Suarez, prova a giocarla Suarez, il pallone per Diallo. È buona l'idea qui Diallo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, lascia giocare per il momento Corvaia. Calagna, apertura verso Caiozzo, lo scambio ancora con Calagna, che adesso gli dà il pallone, anzi era Musso, giocatore numero 7. Va, poi non riesce a controllare, quindi riparte Diallo, pallone per Suarez, ragiona Suarez, ne serve Pennisi, il pallone un po' in controtempo, per fortuna non c'è nessuno, Altieri si può contrastarlo. Vediamo le condizioni da parte di Belecco, se è stata una scelta tecnica oppure un problema fisico.
staremo a vedere. Intanto il pallone in profondità a cercare Suarez, che prova a tenere questo pallone in campo, anzi no. C'è la rimessa dal fondo per il Castellammare. Castellammare, ricordiamo, quarta forza del campionato di eccellenza, squadra trapanese. Quando saremo anche in diretta con gli altri campi, con i risultati, i cugini della sua giovane Castelbuono, il Geraci affronta in trasferta allo Sciacca. La partita anche per Angelo Calfano sulla panchina di Luigi Currera. Alla in profondità cercare Tarantino. C'è rimessa laterale della sua giovane Castelbuono. Stato 0-0 in tutti i campi per il momento. Non si è sbloccata nessuna gara, almeno per tutto campo. Siamo soltanto all'8° minuto. Tarantino, intanto Suarez, Tarantino mette questo pallone in mezzo. Forse c'è stata una manata ai danni di Suarez, è rimasto a terra. Questo pallone di Amato, cercare in profondità Russo, il pallone però che, anzi scusate, Ganci, il pallone però che è finito sul fondo. Le mani al cielo per Suarez, come a dire: perché non lo hai visto quello che mi hai fatto, quello che mi ha fatto. Evidentemente era palla lontana, l'arbitro era concentrato un po' sulla palla, ma lì doveva essere anche il guardalino un po' ad intervenire in soccorso. Colpo di destra da parte di Caronia, poi Grandis, messa laterale per la super giovane Castelbuono. Torres, messa da andrà a battere Grandis. Temperature piuttosto miti qui a Geraci, nonostante tanto Suarez trova la conclusione dalla distanza. Stavo dicendo, temperature piuttosto miti qui a Geraci, nonostante l'inverno, rispetto alle scorse settimane sono sicuramente delle temperature più miti, quindi permette questo anche agli stessi giocatori di poter giocare con più scioltezza, con più disinvoltura. Garofalo, il pallone per Torres prolunga verso Diallo che può andare in porta, il pallone è recuperato, c'è un fallo ai danni di Terranova e c'è calcio di punizione. Tanto qui un accenno di rissa tra Diallo e Amato. Vedo che la situazione sia piuttosto tranquilla. Vedremo adesso se il direttore di gara porrà la sua mano sul tastino.
Sicuramente Amato, essendo un giocatore d'esperienza, eh, nel prima contrasto con Suarez ha un po', diciamo, Suarez è poi salito a terra, non ha detto nulla, ma sicuramente un giocatore d'esperienza sa che quando il giocatore, quando l'arbitro a palla lontana, e quindi è concentrato sul pallone, il fallo lo si può commettere, sempre se non